Delirio di Ploaghe, come tutte le feste che hanno un'origine dove la storia non ci ha regalato la conoscenza della loro nascita, sono frutto di sicuro di tanti codici di interpretazione. I deliri di Ploaghe si possono vedere sia dal punto di vista religioso e hanno un loro tracciato, un loro percorso, dal punto di vista sociale ne hanno un altro, e poi dal punto di vista proprio storiografico, come tutte le cose si guardano nella storia. Di fatto la festa ploaghese rimane una festa molto intima legata alla famiglia. Tutto quello che c'è nella festa dei Candelieri è una grande festa di famiglia, ma proprio nell'intimo più profondo della famiglia. Io penso che non ci sia altra festa che porti in sostanza l'esterno all'interno di una casa di abitazione come la festa dei Candelieri. Nel costruire la festa gli elementi decorativi del candeliere passano dall'interno all'esterno sino ad arrivare proprio al letto nunziale, quindi questo gli dona un carattere intimo alla festa molto particolare. Non è facile, solo in pochissime occasioni, anche nei periodi più antichi, si entrava nelle camere da letto e si succedeva questo nel momento della morte di un individuo, perché normalmente venivano posti i defunti sui letti, e nel momento della nascita. Oltre a questi due momenti si è aggiunto a Ploaghe il momento del candeliere. Quindi la festa del candeliere ploaghese è una festa molto familiare. Allora, diciamo che i candelieri sono per noi motivo di orgoglio, in quanto i candelieri in se stessi sono un voto fatto dai nostri antenati alla fine del XVI secolo per sconfiggere la peste. E un altro luogo importante è il luogo della vestizione e svestizione, cioè il luogo in cui la festa cambia, perché la festa cambia nel luogo in cui nasce e nel luogo in cui muore. Lì ci sono le variazioni della festa. Mantenere la tradizione è stato senz'altro una cosa che mi ha spinto a fare questa scelta, cioè non perdere, far sì che si porti avanti, perché è una cosa molto bella. C'è l'aspetto religioso anche che coinvolge l'aspetto pagano, quello coinvolge un pochino, forse molto di più, le donne, in particolare mia moglie, che lo fa con devozione. Con molta devozione. Perché per me in effetti il coinvolgimento proprio e l'importanza della festa sta nel rinnovare il voto quindi a Gesù Bambino, a Gesù Bambino e a San Pietro, per cui dobbiamo assolutamente essere coinvolti perlomeno non solo in quello che riguarda la festa, la tradizione, ma soprattutto nel mio caso per quanto riguarda la fede. Quindi sul letto qui sono esposte insieme al santo San Pietro nel nostro caso le bandiere realizzate dagli obrili nel corso degli anni che riportano i nomi degli stessi, delle coppie, marito e moglie, e sono decorate con filo d'oro. Ora, di sicuro il letto in cui tutte queste bandiere pongono la benedizione sociale a quel letto. Non dimentichiamo che il candeliere si dava ai neosposi. Il candeliere veniva fatto dagli sposi normalmente nel primo anno di nozze, quando ancora non avevano manco figli. Quindi era proprio di buon auspicio alla formazione della famiglia. E quale migliore auspicio quello di poggiare i nomi, perché altro non è che un archivio di nomi, quelle bandiere, quindi di tutti i predecessori sopra il letto, quasi a supporto sociale di quella famiglia che stava nascendo. La particolarità proprio dei Candelieri di Ploaghe è questo sentimento molto profondamente religioso. Il candeliere non è altro che la rappresentazione un po' monumentale di un dono, di un cero, che viene portato in chiesa.
Stasera infatti le due famiglie che rappresentano i pastori e gli agricoltori hanno portato in chiesa 2 ceri. Il vero candeliere è proprio quello, l'offerta del cero fatta alla chiesa il giorno di Corpus Domini e il giorno dell'Assunta, la sera dell'Assunta dei Vespri, l'offerta di questi 2 ceri. I 2 candelieri antichi che abbiamo non sono altro che la rappresentazione scenica di questa cosa che è molto umile. Di fatto la festa è una festa quando oltre all'essenza della festa c'è la sua rappresentazione. Spesso noi confondiamo la rappresentazione della festa con la festa in se stessa. Sposarsi non è in qualche misura passeggiare in piazza con la sposa, sposarsi è fare qualcosa di più profondo. Così è la festa del candeliere. La festa del candeliere non è portarlo per le vie in piazza, la festa del candeliere è qualcosa che, come abbiamo già detto, nasce all'interno di uno schema di sentimenti che sono all'interno della famiglia. Quindi i legami ci sono, è come se ci sono. Se lei pensa che il portatore nasce in quanto portatore, non nasce come altra figura. Il portatore veniva pagato per fare il portatore. Poi in tempi più recenti naturalmente il portatore si sostituisce con un animo diverso e diventa uno che invece lo fa perché c'ha quasi un voto anche lui per farlo. Oggi se lei parla con un portatore gli dice che lo fa e giustamente lo fa. E un grande grazie dobbiamo a questi portatori, diversamente probabilmente manca la festa avremmo, perché c'è una devozione nei confronti di questa festa, quasi un voto che ha fatto. Dagli obrieri e da tutti quanti dal paese, grazie a Dio è sempre stata ripagata. E quando arrivi in piazza è una grandissima soddisfazione che non senti neanche più la stanchezza perché è troppo emozionante, è troppo bello. È un'adrenalina, una forza che in altre cose non ce l'avresti messa, uno sforzo che in altre cose non l'avresti fatto. La festa dei Candelieri rappresenta per antonomasia la festa della comunità plaghese, tant'è vero che dagli albori era vissuta non solo come una festa organizzata dagli obrieri, ma bensì come una festa comunque in cui gli obrieri erano ovviamente centrali rispetto all'organizzazione, ma comunque tante persone intorno a questi ultimi, parenti, amici, ma in generale l'intera comunità partecipava a questa festa, così come accade oggi. Probabilmente il principio fondante di questa festa era proprio il tema della solidarietà, perché tante persone cercavano di contribuire all'organizzazione non solo in termini meramente di aiuto, come dire, fattivo, ma anche in termini proprio di contributo, donando anche la carne, la farina, insomma tutte quelle cose che erano necessarie per organizzare la festa. Cioè la comunità che si muove in sostegno degli obrieri, soprattutto in queste settimane, diciamo, c'è molta partecipazione, molta sentita, devo dire, anche dal punto di vista religioso. Perché per me in effetti il coinvolgimento proprio, l'importanza della festa sta nel rinnovare il voto quindi a Gesù Bambino, a Gesù Bambino e a San Pietro, per cui dobbiamo assolutamente essere coinvolti perlomeno non solo in quello che riguarda la festa, la tradizione, ma soprattutto nel mio caso per quanto riguarda la fede.